io non ho commesso nessun reato per la semplice ragione che, come ho già scritto, dal Presidente della Repubblica ai giudici, a chiunque, io come indipendentista non accetto la sovranità dell'Italia. E infatti ho fatto lo slogan che cominciamo come indipendenzisti la rivolta fiscale, ma è un soldo assustato. Non sente di avere commesso alcun reato, Dodore Meloni, il leader indipendentista finito nuovamente nei guai in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza di Oristano. Le accuse delle Fiamme Gialle sono pesanti. Meloni è stato denunciato insieme alla figlia, lui amministratore di diritto, lei di fatto, della Felix Commerciale di Terralba, una SRL operante nel settore dei supermercati e dei trasporti di merci su strada, della Marcedi di Marrubio, esercente attività di lavorazione di prodotti ittici, e della Trasporti Alfa, altra SRL di Terralba fallita dal 2007. Diverse le violazioni di carattere penale e fiscale contestate. Oltre ad avere falsificato etichette attestanti le produzioni di Bottarga, per le quali è scattata la denuncia per frode in commercio, avrebbero evaso le imposte utilizzando fatture per operazioni inesistenti e occultando i ricavi. Avrebbero inoltre utilizzato i beni della società fallita per conseguire indebiti profitti. Le 3 società avrebbero nascosto al fisco redditi non dichiarati per 5 milioni di euro e 700 mila euro di IVA. Scoperti anche 23 lavoratori in nero. A Meloni e alla figlia sono stati sequestrati beni per 600 mila euro. Il leader della Repubblica di Maluento ha già pronta però la sua linea difensiva. Come indipendentisti noi non dobbiamo pagare neanche un centesimo allo Stato italiano. Questo è il mio pensiero e quello che farò fino a quando camperò.